Allora, buonasera a tutti. Non so da quanto tempo volevo esprimere il mio benvenuto in questa sede. Quindi benvenuti a tutti voi, benvenuti ai soci che ci sostengono e rendono possibile il nostro lavoro, le nostre battaglie, agli amici che sono presenti e che partecipano alle iniziative incoraggiandoci nella direzione intrapresa da sempre del confronto di idee e dell'interazione tra competenze, professionalità e discipline diverse per un fine comune. Ringrazio i consiglieri della nostra sezione, tutti indistintamente hanno partecipato alla realizzazione di questo evento, che è stato possibile grazie al lavoro che ognuno ha fatto a modo suo, con il suo tempo, con le proprie competenze, con la propria passione. E tutti volontari, perché come una volta ci ha definito Cesare Brandi, perché Italia Nostra non si reclamizza, è un'opera affidata agli uomini di buona volontà, e le donne direi soprattutto, che hanno reso possibile il fatto di trovarci qua tutti insieme in questa sede. La sede che è stato frutto di una donazione dell'architetto Renato Padoan, che non dimenticheremo mai di ringraziare e di ricordare in ogni nostra iniziativa, perché il suo incoraggiamento che prosegue e proseguirà grazie alla sua generosità, ma soprattutto grazie al fatto che credeva profondamente nella nostra azione, nelle nostre intenzioni, nei nostri fini, come sezione e come associazione nazionale. E il mio sarà un lungo elenco di ringraziamenti, quindi abbiate pazienza, ma ci vogliono, questa è l'occasione per farlo. E quindi intendo anche ringraziare tutti coloro che ci aiutano in vario modo anche dall'esterno, i nostri consulenti, il dottor Grigoletto, gli avvocati Mantovan, Zappalon e Donadi, senza il cui appoggio e professionalità non potremmo condurre tante battaglie e tante azioni. I consiglieri comunali qui presenti, che sono un riferimento imprescindibile e indispensabile per avere una visione complessiva e realistica della situazione. E un saluto anche a coloro che ci seguono con pazienza in streaming, perché apprezzino il nostro sforzo di adeguarci anche ai tempi e alla situazione che purtroppo non ci permette di stare così insieme, e più di tanto anche per le dimensioni di una sede che è ben ampia ma non a sufficienza da contenere tutte le persone che vorremmo avere qui con noi. E ringrazio anche Marco Ziliotto, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, che si è offerto e ci dà una mano nel realizzare anche questa diretta streaming. E vi dico anche che stiamo facendo comunque una registrazione, la registrazione verrà messa sul canale YouTube e trasmessa anche in differita, insomma registrata. E ringrazio per questo Manuela Pellarin, la nostra consigliera. E un grazie speciale a chi si è occupato della sede, in particolare Cristina Rumieri, Elena Quaranta, e tutti i consiglieri che materialmente sono stati qua a mettere in piedi, a permettere questo evento. E arriviamo ai nostri ospiti, che ringrazio sinceramente per aver accettato il nostro invito a presentare il libro della professoressa Somma, in particolare il professor Filippo Maria Pontani, ordinario di filologia classica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Enrico Tantucci, firmo della Nuova Venezia, e di articoli che riguardano in generale e molto spesso il patrimonio culturale della nostra città. Maria Piego Ermandi, archeologa responsabile dell'Osservatorio dei Beni e Istituti Culturali della Regione Emilia-Romagna, autrice di numerosi contributi di ricerca e pubblicazioni sui beni culturali, ma soprattutto ringrazio la nostra ospite e autrice, la professoressa Paola Somma, urbanista, già professore di urbanistica allo UAB di Venezia, autrice di diversi contributi sulla realtà lagunale, ha pubblicato con la Corte del Fonte Go Bene Town, 20 anni di mecenatismo e imbonimenti, Laguna, terra di conquista,
mercanti in fiera, oltre a pubblicazioni e ricerche indipendenti sul rapporto tra democrazia e uso del territorio. Oggi qui presentiamo il suo ultimo volume, Privati di Venezia, la città di tutti per il profitto di pochi. Prima pubblicazione della nuova collana Antipatrimonio, diretta da Tommaso Montanari e da Maria Pia Guermandi per Castelvecchi. Una collana che esprime il punto di vista di coloro che viaggiano controcorrente e che intendono il patrimonio non come un giacimento a cui attingere o come patrimonio da valorizzare dal punto di vista economico, ma che esprimono una lettura antitetica rispetto al pensiero dominante che spesso utilizza il lessico impropriamente per generare attenzione mediatica effimera, se non fuorviante. Il testo, che denuncia la progressiva sottrazione di spazi collettivi attraverso la privatizzazione, fenomeno ormai che affonda le radici negli anni 70, quando si cominciarono ad adottare le pratiche di sostituzione sociale in virtù della valorizzazione economica delle città storiche, alimentate e sospinte dall'inarrestabile e inesorabile industria turistica. Venezia, in forza della legge speciale, sarà un modello paradigmatico di questo esperimento. L'Italia nostra ritrova in questo lucido resoconto dalla prosa convincente, diretta, il filo conduttore delle proprie battaglie. L'azione di informare e gettare luce sulle ombre che opacizzano i contorni di operazioni che non hanno una visione per la città e per i suoi abitanti, ma nascondono fini opportunistici e strategie di investimento di pochi soggetti interessati al guadagno immediato. E anche gettano luce sul significato delle parole, dei termini usati e abusati spesso come valorizzazione, restituzione, riqualificazione, che in realtà hanno ben poco a che vedere con il reale significato dei termini, che sono stati anche una conquista della nostra cultura, della conservazione e della tutela. Oggi vengono invece spesso utilizzati nel modo più improprio. E noi come associazione ci batteremo per contrastare le alienazioni dei beni pubblici, di luoghi strategici per la collettività che sono lasciati all'incuria e poi vengono affidati al privato che, singolarmente o in serie, sopraggiunge per sopperire alla negligenza di necessità, facendosi carico di restituire, parola anche spesso mal utilizzata, con il proprio apporto economico il bene che altrimenti soccomberebbe. Il risultato di questa ipocrita e miope politica da parte delle amministrazioni è sotto gli occhi di tutti, un patrimonio che, sebbene restituito alla sua integrità materiale, è invece sottratto alla fruibilità pubblica. E non ci stancheremo di denunciare questa spoliazione, non di blocchi marmorei, ma di funzioni utili alla residenza, ai cittadini, alle future generazioni, perché si faccia strada un'idea alternativa di città non relegata a quinta scenica, non vetrina che la sera spegne le luci ai più dibattenti, svuotata della vita dei suoi abitanti dispersi e ridotti al pendolarismo. Bisogna che occasioni come queste riaprano il dibattito, che si riparli di alternative possibili, che si cerchino soluzioni per invertire una tendenza che il libro di Paola Somma delinea come un gessetto che disegna una progressiva tendenza al limite inferiore di un asse. Ma lascio a questo punto la parola ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti, perché si parli del libro sicuramente nel modo più esteso e appropriato di quanto possa fare io e che ci induca ad una riflessione collettiva sia sul ruolo che un'associazione può avere in questo contesto, sia quanto le parole, i contenuti, i fatti, i dati siano importanti per condurre una discussione aperta, una discussione fondata sulla realtà dei fatti e che apra nuove prospettive di conservazione, di tutela e di benessere, perché alla fine è di questo che si parla, di benessere degli abitanti, dei cittadini e delle persone che di questo patrimonio fruiscono a tutti i livelli, locali, nazionali, internazionali, e che ci vede quindi impegnati su un fronte comune per la difesa di questo patrimonio. Lascio la parola a Lidia Fersoc, vicepresidente della nostra sezione, che modererà questo incontro. Lascio a lei appunto il compito di grazie. Ecco, allora, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo, mi tolgo la mascherina allora e passo subito la parola a
a Maria Pia Guermandi, perché noi presentiamo un libro, ma presentiamo anche una collana che credo ci terrà compagnia per molti anni, speriamo. E vorrei che ci spiegasse la scelta di questo titolo, Antipatrimonio, che in realtà antipatrimonio sembra qualcosa di opposto, in realtà è proprio quello che noi, come voi intendete il patrimonio, è proprio come lo intendiamo noi. Antipatrimonio, quindi esprime fin dal titolo questa vocazione all'opposizione. Noi li abbiamo chiamati una collana di libri resistenti, combattenti rispetto a che cosa? Rispetto a una concezione di patrimonio mainstream, che è quella che si esprime ed è sempre più diffusa su tutti i media, si incardina anche nelle politiche del Ministero della Cultura, in quelle della grande maggioranza delle amministrazioni pubbliche, regioni, comuni, trasversalmente intesi dal punto di vista politico-ideologico, insomma non c'è grande differenza da questo punto di vista, che si esprime ad esempio in concetti come il patrimonio è l'asset dello sviluppo, il volano dell'economia, che sono sempre queste frasi fatte che ricorrono ripetutamente e alle quali antipatrimonio si oppone, appunto. Esprimono che cosa di fatto? Una concezione, il patrimonio come petrolio, no? Di fatto cominciò negli anni '80, una concezione privatistica del patrimonio culturale. È iniziata alcuni decenni fa, lo sappiamo, e coinvolge non solo il patrimonio culturale, ma, ed è molto chiaro nel libro di Paola ad esempio, l'urbanistica e l'insieme del bene comune pubblico, di cui il patrimonio culturale però è un elemento così importante e che ci riguarda proprio da vicino. Ecco, un altro elemento che Antipatrimonio vuole sottolineare è come appunto il patrimonio culturale è un bene di tutti che riguarda il nostro vivere quotidiano, anche il nostro modo di vivere le nostre città, la qualità della vita urbana, il libero accesso alle fonti di conoscenza critica, perché il patrimonio culturale è questo e quindi in definitiva ha un corretto esercizio della democrazia, perché avere le fonti, un libero accesso alle fonti è esattamente questo. Sono temi di grande importanza. E però ultimamente appunto il pensiero quasi unico è tutto imperniato sulle retoriche della grande bellezza, del paese più bello del mondo, con il numero di siti UNESCO più numeroso del mondo, l'abbiamo visto anche recentissimamente nei G20, quello di poche settimane fa a Roma, quello della cultura a luglio sempre a Roma. Ecco, lì il patrimonio culturale veniva usato strumentalmente come palcoscenico del potere. Non so se vi ricordate quella tavolata che sembrava la parodia di Invito a cena con delitto dentro il Colosseo, per non parlare poi della scena della monetina alla Fontana di Trevi. Ecco, anche da questo punto di vista credo che Venezia sia stata un teatro privilegiato, no? Nell'uso strumentale del patrimonio come palcoscenico del potere. Il patrimonio culturale non è solo questo, è qualcos'altro. I volumi della collana vogliono sottolineare un uso diverso, che esiste un'altra possibilità e altri concetti di patrimonio, che non è solo un insieme di oggetti, quadri, monumenti, eventi del passato, ma è il significato che diamo noi nel presente a questi oggetti, siti e monumenti,
e è l'espressione dei bisogni, delle esigenze, delle idee di oggi, di noi uomini contemporanei, è ciò che ci aiuta a restituire senso al nostro presente di oggi, quindi profondamente contemporaneo, profondamente politico, perché è una questione di scelte, e spesso anche conflittuale, e lo vediamo anche attraverso quello che ci racconta Paola, perché è frutto di lotte anche molto feroci. Ecco, il libro di Paola, che come ripeto, che gioca nel titolo, oltre a riprendere un volume di Tommaso Montanari, l'altro curatore della collana, gioca su questa ambivalenza del privati come participio passato e aggettivo sostantivato. È a sua volta, oltre ad essere il primo della collana, è il primo anche di una sottocollana, nel senso che assieme a Privati e dopo Privati di Venezia ci sarà anche Privati di Firenze, Privati di Milano, Privati di Napoli, perché questi stessi fenomeni che Paola denuncia in Privati di Venezia e per i quali, ce lo dicevamo prima, Venezia è davvero stata il laboratorio, almeno in ambito nazionale, sono poi gli stessi che ritroviamo in tante altre nostre città. La nostra intenzione è quella in qualche misura di dare la sveglia, di contribuire perlomeno in questa direzione a dare la sveglia e a ricordare che c'è un'altra idea del patrimonio e che le leggi, per quanto infragilite, per quanto indebolite da anni di privatizzazione, appunto, in questo ci possono aiutare. Il secondo volume della collana, il Codice Maimonide, racconta di fatti una storia di questo tipo. È questo prezioso codice medievale di questo grandissimo pensatore ebraico, Maimonide, che rischia, a un certo punto ha rischiato, nonostante fosse tutelato dal codice, ha rischiato di essere venduto a un collezionista straniero, e solo grazie alle battaglie di due funzionari del ministero questa svendita e quindi questa perdita di un patrimonio che è anche nostro, di un patrimonio pubblico, è stata evitata e il codice è stato acquisito dallo Stato. Quindi una storia a lieto fine in questo caso. Questi due funzionari hanno usato le leggi del codice, le leggi che ci sono, perché ricordiamocelo, molto spesso questi fenomeni che sottolinea così bene Paola di svendita e privatizzazione sono però anche, come dire, borderline da un punto di vista normativo, legislativo. Sicuramente rispetto al codice dei beni culturali, per non parlare poi della nostra Carta Costituzionale. Quindi su quello possiamo fare leva. Certo, sono strumenti che, come dicevo prima, sono resi fragili, sono stati resi fragili, c'è stata una loro diminuzio nel tempo, e che però possono contare da anni a questa parte su un movimento dal basso. L'Italia Nostra qui può raccontare moltissimo di queste lotte, di queste battaglie, che è importantissimo. Quello che si può fare per evitare la deriva, la fine, la svendita completa del patrimonio è complicato, credo che ne parleremo, perché molto si potrà dire a partire dal caso di Venezia, che è forse come dire, il caso peggiore, quello al limite della salvezza, e che però almeno può funzionare come esempio per
non ripercorrere la stessa strada. Non so se Venezia come città vera e propria abbia ancora un futuro e di che tipo. Se abbiamo voluto una collana di libri è anche, come spesso ci ripetiamo con Tommaso, perché in fondo siamo ottimisti e crediamo che si possa fare ancora qualcosa. Noi ci proviamo anche così, insomma, anche diffondendo quelle che sono idee non mainstream di un concetto di patrimonio diverso da quello più diffuso e più comune e che ritroviamo poi su tutti i media e ahimè spesso anche in ambienti accademici a volte, insomma, perché tutti hanno le loro colpe. Prima citavo peraltro lo stesso Ministero della Cultura che non sempre è a fianco di certe battaglie. Il terzo libro della collana, dopo Privati di Venezia, dopo il Codice Maimonide, è questo volume dedicato alla decolonizzazione del patrimonio. Ecco, un fenomeno in questo caso che sembra così lontano da noi, no? Che dovrebbe riguardare, non so, sotto gli inglesi, il British Museum, cose di questo tipo. In realtà non è esattamente così. Decolonizzare il patrimonio significa anche capire che esiste un concetto di patrimonio che non è solo quello dell'UNESCO, che è portato avanti da altri popoli, da altre tradizioni, che magari è più inclusivo e riflettere anche su questo, sulla nostra pretesa superiorità che forse non è tale. Ecco. Io non rubo più altro tempo, poi ovviamente mi riservo di intervenire in quello che è stato la nostra bellissima prima creatura, Privati di Venezia. Benissimo. Allora, cosa dire di quello che hai detto tu? È una ben magra consolazione sapere di essere un esempio in negativo per le altre città, perché non percorrono la nostra stessa strada. E tra parentesi, le altre città poi hanno una comunità alle spalle, mentre noi, se perdiamo quello che definiscono il centro storico, che è Venezia, siamo fritti. E purtroppo credo che il futuro sarà molto difficile per noi. Ma questo libro di Paola, secondo noi, non è solo importante perché ha inanellato tutti gli esempi sistematicamente, ma perché lei ha sempre avuto quello che a me forse mancava all'inizio, 20-30 anni fa, una visione chiarissima del fatto che c'è un programma in tutto ciò. E noi dicevamo, ma non c'è un'idea di città, non c'è un progetto. E lei diceva, no c'è, ma non è il nostro. E questo lo diceva tanti anni fa, lei è stata proprio la prima a vedere chiaro. E questo libro lo testimonia proprio nella sua scarna parola, che fa ancora più male. Allora noi abbiamo pensato che siccome siamo riuniti qui tutti insieme, noi siamo sempre tutti molto partecipi di questa tragica vicenda di Venezia, possiamo pensare di fare anche un colloquio con Paola Somma e con i nostri relatori, piuttosto che una relazione, coinvolgendo anche il nostro pubblico che è parte di noi, nel senso che insomma, fa parte della nostra storia e condivide le nostre stesse angosce. Cominciamo da Enrico, sì, che è più vicino a me, quindi... Sì, io dirò un paio di cose, ma poi vorrei appunto fare il mio mestiere, cioè fare delle domande, insomma, agli altri due, innanzitutto l'autrice del volume, ma anche al professor Fontani, che è un filologo che di problemi di Venezia si occupa molto, quindi è molto vicino ai problemi della città. Niente, quello che volevo dire è innanzitutto che in questa vicenda, che è delineata molto bene, con molta chiarezza, proprio con una
come una testimonianza nel tempo, non ci sono dei buoni, non ci sono dei cattivi dal punto di vista dei decisori amministrativi. Cioè c'è una continuità amministrativa che per 40 anni ha portato alla situazione attuale. E mi limito a citare solo due cose proprio per dare il senso di questa cosa, cioè che il provvedimento che ha fatto sì che nascessero i negozi a €1, insomma ci fosse il progressivo svuotamento commerciale degli sfratti e degli artigiani, è la legge sulla liberalizzazione del commercio, che è la legge Bersani. E il primo provvedimento significativo che ha dato il là alla, come posso dire, alla proliferazione alberghiera, alla trasformazione della città in senso turistico è stata la variante al piano regolatore che ha consentito i frazionamenti interni, i cambi di destinazione d'uso, che ha fatto la Giunta Cacciari. Questo non per dare delle colpe, ma per dire che è un processo che è iniziato tanto tempo fa ed è proseguito assolutamente in modo lineare nel tempo, indipendentemente dal colore della giunta del momento. E volevo poi leggere semplicemente questo passo perché secondo me è molto significativo, è quello che praticamente illustra proprio la concezione, l'idea, il disegno, diciamo, no? E scrive l'autrice, no? Un processo iniziato 40 anni fa, quando i neoliberisti decisero che le città valevano troppo per essere lasciate alle comunità che vi abitavano e lavoravano e che bisognava trasformarle in occasioni di investimento. Da allora la riconversione dei luoghi più ricchi di giacimenti d'arte in fabbriche di eventi e in condensatori di rendita immobiliare ha proceduto parallelamente su 3 fronti. Alterazione irreversibile del tessuto demografico in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, interventi sulla struttura fisica per facilitare l'arrivo e il soggiorno di quantità sempre crescenti di turisti, modifica del ruolo dello Stato che a tutti i livelli di governo è diventato l'esecutore delle direttive del mercato. Come posso dire, un teorema che si applica perfettamente a Venezia. Allora ecco, detto questo, senza dilungarmi oltre in cose che il libro già illustra e spiega molto chiaramente, anche perché, come la professoressa Somma spiega, è basato proprio su un'attenta lettura proprio dei fatti di cronaca relativi alle trasformazioni in senso privatistico della città, ricavate in larga parte dei giornali, quindi mettendo insieme tutte queste cose e facendone uscire un quadro complessivo. Ecco, io quello che volevo chiederle era questo. Il quadro che esce è un quadro sconfortante ed è un quadro anche in qualche modo, come posso dire, che non lascia molti margini alla speranza, nel senso che sembra un sistema talmente radicato, talmente diffuso, talmente incardinato, a fronte di una comunità di residenti sempre più piccola e sempre meno ascoltata, che il futuro sembra segnato. Ecco, questa è l'impressione che almeno io personalmente ho colto leggendo con grande interesse il suo libro. Vorrei capire se è così, perché lei di questo in realtà il libro non parla di questo, il libro parla di quello che è avvenuto in questi 40 anni, ma non dà ricette per il futuro o, come posso dire, degli anticorpi possibili alla modifica della situazione. Vorrei che, ecco, sentirla su questo, diciamo. Se lei vuole. È la domanda più difficile, è quella che temevo che mi avrebbe fatto. Intanto grazie per l'ospitalità Italia Nostra, grazie a Maria Pia e Tommaso che mi hanno dato questa meravigliosa opportunità di mettere ordine in idee confuse che circolano da tanto tempo e che finalmente, anche grazie al lockdown, abbiamo avuto modo di mettere tutte in ordine sulla carta. Il pezzo che Enrico Tantucci ha citato è vero, è la mia chiave di lettura. Io non credo che ci sia un disegno, nel senso che 10 persone si sono messe a un tavolo e hanno detto pigliamo questo, pigliamo quello. Però usando la situazione generale
perché il fatto che le città siano diventate dei territori di conquista non riguarda solo Venezia, riguarda tutte le città nel mondo in maniera diversa. Tutti noi ci ricordiamo gli slogan sulle città competitive, ognuna deve fare guerra alle altre per rubarsi investitori e accalappiare il maggior numero di turisti. È chiaro che entrati in quella logica di concezione, di amministrazione della città, Venezia si trovava favorita, perché dal punto di vista delle ricchezze da mettere sul mercato sicuramente aveva un patrimonio non confrontabile con quello di molte altre realtà, e nello stesso periodo cominciavano ad arrivare giganteschi stanziamenti statali in città che sarebbero stati usati per 1000 ragioni, e poi c'è stata una serie di concause, dall'elezione diretta del sindaco e quindi amministrazioni controllate da persone non elette dai cittadini ma facenti parte della squadra del sindaco, il debito pubblico e le imposizioni ai comuni di mettere sul mercato i loro patrimoni. C'è stato un intreccio di circostanze internazionali, nazionali e locali. E a livello locale dice bene Tantucci, io non ho mai nominato un partito politico nel libro, non compare mai l'appartenenza dei vari sindaci e assessori, perché è irrilevante secondo me. È come fosse un partito, è un partito unico, che poi faccia capo a cordate di investitori diversi è un'altra questione, però con pochissime sfumature condividono lo stesso disegno, che la città serve a quello, che i cittadini sono un fastidio per i turisti e per chi li amministra, e tutte le cose che tutti noi sappiamo. Quindi secondo me l'appartenenza politica è una scelta, ma mi trovo giusto averla fatta, perché distorce i ragionamenti, se pensiamo a... E in quanto alle eventuali speranze, come ha detto Maria Pia, siamo tutti ottimisti, perché altrimenti non avremmo nemmeno fatto la fatica di provare a spiegare agli altri quello che ci sembrava fosse un quadro meritevole di essere discusso. Però non siamo neanche come dire, così sciocchi da non capire che le nostre forze sono molto modeste confrontate con quelle di chi gioca dall'altra parte. Allora, per riprendersi un patrimonio pubblico, detto molto rozzamente, non possiamo ricomprarcelo a valore di mercato, visto che gliel'abbiamo regalato. Dovremmo avere un movimento, una reazione generale da parte di chi è stato derubato di questo patrimonio, di cui faccio fatica a cogliere i sintomi in città, perché c'è una parte di abitanti probabilmente ormai così desolata che nemmeno ritiene possibile si possa invertire la tendenza, e una parte che invece si è tagliata una sua nicchia senza giudizi morali in questo, ma una nicchia anche di sopravvivenza in questo fenomeno. Cioè non ci sono buoni e cattivi qui, c'è il denaro, la terra e il diritto a stare nei luoghi. Allora, nel momento in cui si decide che in alcuni luoghi pregevoli può stare solo il turista medio-alto spendente, come lo definiscono alcuni nostri amministratori, è chiaro che tutto il resto scompare. Allora, secondo me la chiave è questa, è veramente come un libro giallo, un romanzo criminale. Quello che conta è il denaro, e capire che se un metro quadro tolto al bambino che gioca a pallone e dato al barista che non paga le tasse vale di più, e io lo do al barista che paga le tasse, perché lui vota. Allora, l'unica soluzione è veramente una legge basata su un unico articolo. Gli evasori non votano, per esempio. Allora cominceremo a fare un minimo di chiarezza in questi problemi, perché pensare che basti solo
raccontare com'è andata per cambiare questo fenomeno, io francamente credo che sia molto, molto difficile. Il che non toglie che bisogna farlo, perché se non chi di noi ha il tempo, la capacità, l'opportunità di ricostruire alcune vicende, ha anche il dovere di raccontarlo e di esporlo alla pubblica discussione. Allora, l'interpretazione di quei fatti può essere diversa dalla mia, ma quei fatti no, perché tra l'altro il Cotantucci è uno dei più citati in nota, perché io ho approfittato adesso che si riesce a accedere agli archivi anche da casa, ogni volta che trovavo una vicenda che mi interessava andavo a recuperare e usavo le parole dette dai protagonisti di queste vicende, mai smentite, e cercando di evitare i miei commenti, non perché non ne abbia, ma perché mi sembrano poco interessanti per la vicenda. È un libro che è arrivato a quelle pagine, ma è stato anche molto ripulito, perché nella versione iniziale i commenti ogni tanto mi viene da metterli. Però, certo, però mi sembra così, una chiacchiera fra di noi, si possono fare anche i commenti, ma nel momento in cui va reso pubblico e ha l'ambizione di servire anche ad altre città, è molto meglio che non ci siano i nostri commenti, ci sono dei fatti, delle vicende. Ed è vero che io spero che serva alle altre città, anche se temo che in alcune città il modello di Venezia sia considerato un modello da seguire, perché pensate ai borghi o quelli che dicono turisti venite da noi, perfino Taranto ho sentito, non volete le navi, fatele venire da noi. Cioè, la disperazione sociale di questo paese è tale per cui il modello di Venezia, dove sembra che tutti stiano al bar e non abbiano nient'altro da fare, purtroppo sembra non auspicabile, ma non l'alternativa peggiore. Detto questo, siamo ottimisti, riteniamo che vadano spiegate le cose e speriamo che qualcuno proceda, perché no, proceda nel senso, siamo ottimisti. Questo libro è stato chiuso in giugno. Da giugno adesso, secondo me, il quadro è peggiorato rispetto a quella delle accusazioni, quindi mi auguro che si possa... Io certamente non farò un secondo capitolo, però c'è materiale, c'è materiale, perché la ripartenza cosiddetta è proprio quella. Ad ogni è l'economia dello shock di cui parla il nome Schein, ad ogni crisi i padroni reagiscono rubandoci qualcosa, e quindi lo spazio pubblico sarà la prima vittima, e lo vediamo. La privatizzazione dei servizi pubblici, guardate quello che sta succedendo sui trasporti, il degrado manipolato per ottenere altre cose. Pensate, Santa Margherita e la cittadella della Movida alla Marittima, che cosa significa? E l'ospedale al mare. E l'ospedale, quello c'era già però. Queste sono le motivazioni per cui la pubblica amministrazione giustifica queste cose. L'anno scorso, per tenere le scuole chiuse, il sindaco diceva che bisognava tenerle chiuse per dare qualche mese di respiro ai baristi, che sennò sarebbero morti sul lastrico, e adesso ci spiega che bisogna essere indulgenti con la Movida perché i giovani sono stati chiusi in casa tanto tempo e bisogna pure che facciano qualcosa. Allora, rispetto a questo siamo ottimisti, però anche c'è un piano, chiediamoci, pensano di avere un piano, l'altra squadra ha un piano, secondo me sì. L'altra, noi no, noi speriamo che vada meglio. Ecco, spontaneamente le cose non vanno da sole meglio, perché gli interessi in gioco che travalicano il locale, dei fondi di investimento che sono padroni, cioè chissà a chi appartiene Venezia ormai. Io
quello mi piacerebbe avere, il quadro catastale con le proprietà, perché ci raccontiamo a chi appartengono i bed and breakfast, a chi appartengono le case d'affitto, i fondi di investimento che hanno gli alberghi, ma un quadro realistico di chi sono i padroni forse ci aiuterebbe a capire anche se ci sono margini, perché Io mi ricordo, scusatemi. Volevo fare un trait d'union nel senso che poi naturalmente il professor Fontana dirà quello che vuole, ma nel libro proprio, e l'avrà sicuramente notato, la professoressa Somma è anche molto, molto dura nei confronti dell'università. Dice che in sostanza, molto dura nei confronti dell'università, dice che in sostanza le università sono state dei testimoni di questo processo e non degli attori, cioè non hanno segnalato, denunciato. A me parrebbe invece che siano attori come. No, attori io intendevo nel senso che diceva lei, non nel senso appunto, anzi. Ecco, volevo sentire su questo e anche su una cosa che potrebbe dare adito a una seconda puntata del libro, cioè il ruolo delle istituzioni, cioè qui non ci sono, no? Nel senso che la miriade di istituzioni pubbliche, ma soprattutto private, che ormai operano e arrivano a Venezia con logiche e finalità diverse, come si inseriscono in questo processo. Allora, molte grazie. Io ho poco da dire perché sono sicuramente il meno competente di tutti. Io devo dire che nell'ultimo anno mi è capitato più volte di andare per ragioni personali a Saccafisola. Tutte le volte che sbarcavo mi dice quanto durerà, no? Quanto durerà questo angolino qua. Io credo una cosa, un autore che studio per lavoro che si chiama Demostene, a un certo punto nel IV secolo a.C. Scrisse un certo numero di orazioni che vengono state giudicate nella storia in maniera molto varia perché si opponeva alla invasione dei Macedoni. Come sapete tutti è stata una sfida totalmente perdente, però diceva queste orazioni molto belle perché era un grande oratore, metteva in guardia gli ateniesi dal fatto che se si perdeva le piazzaforte di Olinto, che magari era apparentemente secondaria, poi quello là calava, poi dopo Filippo II sarebbe calato e se iniziavamo a rinunciare a questo e a quell'altro, poi prima o poi sarebbe successo quello che infatti poi è successo. Chiaramente Demostene ha perso, Demostene è stato sul lato sbagliato della storia perché la storia ha preso un'altra strada, però devo dire ha fatto la sua battaglia ed è diventato uno degli emblemi della lotta per la libertà. Allora secondo me la partita è esattamente questa, cioè dove vogliamo metterci noi in questo momento, perché io credo che la battaglia sia sostanzialmente persa, a meno di rivolgimenti particolarmente inattesi, però bisogna vedere almeno se uno combatte con un minimo di dignità, cioè io credo che veramente questo sia il punto. E allora vengo anche alla domanda che mi è stata rivolta. Questo libro è un libro che immagino tutti voi l'avete letto, ma insomma è interessante per la geometria con la quale analizza le varie, che non è una geometria topografica, è una categorizzazione delle varie parti. C'è una parte poi sulla parte finale su casi di studio particolarmente rilevanti come Rialto, come l'Arsenale, come Piazza San Marco. Ci sono altri casi che sono invece appunto il modo, le modalità, no, della penetrazione dei privati, in che modo i privati si sono, quindi categorie di intervento, modalità di intervento che hanno agito in diverse parti della città storica, della laguna in generale. Ora, questa pervasività di questo disegno, che come diceva giustamente Paola non è un disegno fatto a tavolino, si vede molto bene nel modo in cui lei ha scelto di affrontare, cioè negli articoli di giornale, perché le dichiarazioni parlano da sole, parlano non solo di quello che è avvenuto, non solo nel senso che danno conto di che cosa è avvenuto e di come hanno reagito i protagonisti, ma anche di qual era il sentire comune che ha accompagnato questi eventi. E questo è interessantissimo il libro perché fa vedere come il sentire comune si è modificato molto rapidamente, devo dire molto rapidamente, in maniera assolutamente supina, si è modificato nella direzione che Paolo aveva presagito a suo tempo e che i più pessimisti all'epoca presagivano, che si è poi inverata nella situazione che oggi vediamo. Cioè la retorica pubblica non è solamente la retorica degli attori, è la retorica pubblica, la retorica dei giornali, la retorica delle case editrici,
Allora, diciamo le cose come stanno, cioè nel senso che se a un certo punto la casa editrice Marsilio ha deciso di scrivere di pubblicare una marea di libri da privatizzare Venezia in poi, che sono stati l'architrave ideologica di quello che è avvenuto, e la casa editrice Marsilio è ancora lì, non è che abbia cambiato posizione, è lì, è la principale casa editrice della città. Allora lì, da Demostene, io dico, andiamo a collaborare con la casa editrice Marsilio oppure no? Cioè qua bisogna scegliere le cose, non ci sono compromessi. La Fondazione Benetton Benetton è una vecchia conoscenza di Paola, e la Fondazione Benetton ha avuto un ruolo in questa città? Direi di sì, direi per varie ragioni, non c'è bisogno di argomentarle, ne abbiamo qua Allora, la Fondazione Benetton, possiamo lavorarci assieme, fare direttori delle pezzi della fondazione oppure no? Io direi di no, mi dispiace dirlo qua dentro, mi dispiace molto dirlo qua dentro, ma direi di no. Possiamo, e questo mi vuole particolarmente perché è una persona alla quale tengo tantissimo, possiamo contemporaneamente scrivere il più importante libro sulla worldwide, sul declino di Venezia, e essere a libro paga della Fondazione Prada? Domanda, possiamo farlo? Allora mi dispiace porre questi interrogativi con perché io credo che, come diceva Demostene, la battaglia sia per la vita, cioè nel senso non è che stiamo giocando siamo proprio per la vita o per la morte. L'Accademia da questo punto di vista, non a caso evoco accademici, l'Accademia da questo punto di vista è una cartina di tornasole perfetta. Io siedo nel Senato accademico da 4 anni rotti dell'Università Ca' Foscari, e quindi ho potuto vedere un certo numero di cose che inevitabilmente ancora devono passare. State tranquilli, nel consiglio di amministrazione non ci sono più persone elette, quindi io sono stato eletto da un gruppo di facinorosi che ancora sussiste all'interno dell'università. Nel consiglio di amministrazione non c'è pericolo perché vengono nominati, anche i docenti, i rappresentanti docenti vengono nominati, quindi là ci va solamente chi vuole il potere. Quindi le decisioni vere vengono per il consiglio di amministrazione, è stato completamente già espropriata la democrazia ai ruoli che veramente apicali, però esiste ancora questo senato accademico, e allora bisogna strozzarsi. Se chiedete, penso al precedente direttore Carraro, poi al precedente direttore Buiesi, vi racconterà alcuni episodi interessanti dei nostri confronti. La cosa non lo faccio una questione personale, perché la cosa che veramente colpisce è stato vedere in momenti anche davvero di grande eco mediatica, il più importante dei quali, cito uno per tutti, è l'avvocato Procanzi, quello dell'ospedale al mare, come anche dinanzi a una macroscopica violazione di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'università, porca miseria, stiamo creando un nuovo corso di laurea. Un nuovo corso di laurea dovrebbe avere nell'università una finalità di formazione delle menti, una finalità scientifica, didattica, quello che si vuole. No, si muove il ministro, attuale sindaco di Napoli, si muove il ministro della ricerca, il pesce puzza sempre dalla testa, per dire, guardate che adesso c'è bisogno di corsi professionalizzanti. Signori miei, il PNRR, quello che noi oggi iniziano a passare le carte in senato accademico, e sarà questo e peggio, tutto passerà tramite la collaborazione con le imprese, che ben inteso non è una cosa da dannare, ma il problema è che non è che è l'università che collabora con l'impresa, ma è l'università che corre dietro all'impresa per cercare di ottenere i suoi soldi. Questa è la realtà. Allora, in questa prospettiva, la realizzazione dell'ospedale al mare è stata una cosa spettacolare, perché, e qui veramente chiudo, non voglio parlare a lungo, ma perché c'erano un certo numero di dipartimenti che non è che erano diventati improvvisamente bolscevichi, semplicemente non avevano partecipato abbastanza alla torta, diciamocelo francamente, si sentivano esclusi da questa torta, perché era stata presa un dipartimento, che era peraltro quello dell'ex rettore, aveva preso il bastone del comando, e loro erano... Insomma, succede che a un certo punto si crea una maggioranza contro, si capisce chiaramente durante il Senato che c'è una maggioranza contro. Se si va a votare, sicuramente viene affondato. Cosa si fa? Ovviamente non si vota, si butta tutto in caciara, si prende un mese di tempo, anche le vacanze di Natale, si mandano i panettoni, le cose, magicamente un mese dopo non è che è cambiato niente, cioè non è cambiato niente, semplicemente la maggioranza è cambiata. Dopodiché, qui chiudo per far capire, diciamo, il punto a cui siamo. Quando qualcuno dice ai giornalisti, diciamo, che vogliono sapere come è andata la votazione, non altro, come è andata la votazione, cioè chi ha votato che cosa, perché siamo giudici ufficiali, quando entriamo in senato accademico non è che stiamo facendo una riunione carbonara,
siamo pubblici ufficiali, quindi io mi sento in diritto di dire guardate, X ha votato questo, X ha votato quell'altro, porca miseria. Viene richiamato, ci sono richiami, cose, cioè, per cui Dio ne scampi liberi, ma ci mancherebbe, è segreto, stiamo facendo una convenzione dell'Università Ca' Foscari con Cassa Depositi e Prestiti, quindi pubblico su pubblico, questo è, per finanziare in realtà l'impresa di chi? Di Club Med e di Roccoforte Hotels, perché questo è, e questa cosa non si può manco dire chi ha votato a favore e chi ha votato contro, questo è. Allora, signori miei, cioè qui bisogna, secondo me, cioè, almeno la partita è persa, io non vedo, per come butta la cosa col PNRR, con tutte queste cose, non vedo alcuna possibilità, però almeno possibilmente mantenere un minimo di dignità e di chiarezza, anche se costa, e Paola temo che questo lo abbia sperimentato molto sulla sua pelle, non essere invitati ai vernissage, non essere invitati alle serate danzanti, non essere invitati, temo che Paola abbia sentita questa cosa, non essere invitati, no, ma nell'Accademia questa roba conta, ora io sto benissimo a vedere Report la sera a casa mia, però molti altri colleghi no, hanno bisogno di questo, hanno bisogno di fondi di ricerca supplementari che gestiscono chissà come e via dicendo e via dicendo. Comporta delle rinunce, sono delle rinunce ridicole, viva Dio, c'è gente che ha fatto la resistenza. Allora, questo è il ruolo dell'università e che ci conforta moltissimo. Sempre per essere ottimisti. Però c'è un'altra presenza fortissima a Venezia ed è la Biennale. La Biennale, ecco, sulla Biennale è l'unico punto su cui non sono completamente d'accordo con... Per fortuna, non siamo d'accordo. Nel senso che nel libro, giustamente, perché è indubbio che sia così, l'autrice vede la Biennale come un ulteriore catalizzatore di presenza turistica, magari diversa, magari più qualificata, che si aggiunge e che quindi, come posso dire, contribuisce alla causa, per capirci. Io dico che la Biennale potrebbe anche riuscire a fare qualcosa di diverso. Per esempio, questa idea di trasformare l'ASAC in una specie di centro di ricerca, di produzione, con il coinvolgimento dell'università e la possibilità anche di portare qui degli studenti e dei docenti per ricerche mirate, ovviamente che riguardano il contemporaneo ma non solo, secondo me potrebbe non essere una cosa sbagliata, diciamo. Potrebbe avere una qualche ricaduta che non è unicamente, biecamente a sostegno della monocultura turistica. Magari sarà un buco nell'acqua, però la possibilità potrebbe esserci. Ecco, io dico che bisogna pure attaccarsi a qualcosa, perché se no o no, non so. No, è verissimo questo. Io vado spesso alla biblioteca di ASAC e trovo che sia un posto utile e che funziona. Nella stessa esposizione della Biennale, una volta che si va, qualcosa di interessante si trova. Allora è chiaro che c'è sempre qualcosa di positivo anche nel negativo. E quello che però a me ha colpito molto della Biennale, oltre al fatto di essere uno dei tanti attrattori turistici, però non sarebbe, è il ruolo che ha avuto soprattutto la Biennale di Architettura nel veicolare l'idea che i progetti su Venezia, quelli più nefasti, erano positivi. Tutti i progetti dal Fontego, ma non solo, passano, quelli di cimiteri, passano tutti per la Biennale. Tutti questi archistar che vengono, che fanno quello che non hanno fatto i geometri negli anni 70, che erano criticati, adesso non si può, o sono stati direttori della Biennale, o sono stati curatori, o espongono lì, cioè c'è un circolo perverso di riconoscimento reciproco. Il che non toglie che poi appunto l'archivio della Biennale sia un'istituzione lodevole, meritoria, che fa, e probabilmente alcune di queste attività di ricerca con gli studenti sono potenzialmente in grado di produrre delle cose positive.
Non so se però queste attività in sé positive annullano l'effetto globale negativo che ha poi invece la Biennale come istituzione. Allora mi interessava molto il ruolo dell'istituzione, perché Cotantucci già mi ha chiesto l'intervento dei privati e pubblici. Mi sono concentrata più sulle istituzioni pubbliche, perché mi sembrava che i privati sono privati, quindi lavorano per privatizzare la città, ma i responsabili della privatizzazione di Venezia sono le istituzioni pubbliche. I privati hanno preso quello che gli veniva offerto o non negato, quindi se dobbiamo distribuire le responsabilità ai vari attori, trovo più grave che il sindaco, il prefetto, il direttore dell'Agenzia del Demanio, il ministro della Pubblica Istruzione e via dicendo, lavorino per il privato e non per il pubblico, mentre il comitato privato per definizione fa i suoi interessi, quindi questo sì. Mi sembrava che ci fosse anche nel libro il comune è il più grande responsabile di tutta questa vicenda come istituzione. Ce ne siamo molto accorti in tutti questi Non so anni. se vuoi anche Allora, magari- scusa, prego. No, dico se magari vogliamo poi anche sentire qualche Sì, voce. infatti, so che Stefano Boato voleva parlare. Volevo fare una Ah, sì, domanda prego. da non veneziana, proprio anche per cercare di risollevare un po', come dire, No, perché Plumbeo. il tuo ottimismo, guarda, era molto poco credibile, per cui non parliamo poi dell'intervento sul ruolo dell'Accademia. Ecco, come dire, da un lato secondo me occorrerebbe, ribadisco, da foresta, sfruttare comunque quelle poche o molte contraddizioni che comunque ci sono nel governo della cosa pubblica, perché è vero, c'è un disegno, ci sono poteri molto forti, però delle contraddizioni ci sono state, degli incidenti di percorso. Penso anche semplicemente adesso, leggendo le cronache ultimissime di questi giorni sul ritorno dell'overtourism. Allora lì è la schizofrenia più assoluta, perché da un lato orrore, ritornano i turisti, e dall'altro che bello, ritornano i turisti. Per cui non capisci bene da che parte stare. Quindi forse lì ci si può inculneare in qualche modo. E poi soprattutto l'unico strumento, l'unica arma è unire le forze. È evidente che all'interno dell'Accademia, all'interno delle varie istituzioni, l'opposizione sia minoritaria, però forse gli alleati non sono da cercare, o non sono solo da cercare all'interno dell'Accademia o all'interno delle istituzioni, ma queste forze si devono collegare fra di loro. È l'ultima chance forse che esiste, no? Te lo domando.